L'ospite di oggi è Cinzia Murgia, lei è la titolare di Oggi Sposi Exclusive Wedding, è un'agenzia che si occupa di matrimoni e eventi e non solo, un sacco di altre cose. Benvenuta Cinzia. Grazie a voi per l'invito. Anzi, siamo venuti noi a casa tua, siamo venuti noi nel Grazie vostro... per essere venuti da noi. Siamo venuti nel vostro regno. Ci vuoi raccontare un po' in cosa consiste Oggi Sposi Exclusive Wedding? Allora, diciamo che, visto che è Natale, siamo gli angeli del matrimonio, quindi le coppie si affidano a noi per realizzare il proprio sogno. Perché ecco, hanno fondamentalmente bisogno di ricreare quello che è il momento magico, l'ambiente magico che poi ricorderanno per tutta la vita, no? Perché comunque il matrimonio è il giorno più importante della vita di ogni coppia, quindi soprattutto di ogni donna, perché poi alla fine è la sposa, la principessa, la regina dell'evento, no? E quindi hanno sempre bisogno di essere accompagnati, tenuti per mano nella scelta di quelli che sono i servizi migliori, ma anche nella gestione delle proprie ansie, perché poi alla fine anche questo facciamo, siamo le loro confidenti, le loro amiche, ma le loro mani nella creazione di ciò che loro hanno racchiuso nel cuore e nella mente. Quindi alla fine andiamo a realizzare come una sartoria, no? Quelli che sono gli allestimenti, le decorazioni e tutti i dettagli del giorno perfetto. Quindi è un accompagnamento a tutto quello che c'è intorno al matrimonio, perché comunque non è solo l'allestimento diciamo di tavoli o location, ma è anche la scelta dell'abito per tutti e due, immagino, gli sposi, e poi come dicevi anche un po' sport anche morale, giusto? Oggi Sposi è reduce da un'esperienza per il secondo anno, che è quella dell'Italia Wedding Awards. Voi siete i referenti per la Sardegna, quindi di questo concorso. Diciamo che la finale nazionale ha portato alla nostra isola due vincitori, giusto? Sì, esatto. Diciamo che noi siamo al secondo anno di Italian Wedding Awards come referenti per la regione Sardegna e miriamo a portare la nostra terra ad eccellere, quindi a essere assolutamente internazionale in tutti i sensi e a mostrare appunto quelle che sono le vere professionalità che sono all'interno dei nostri confini. L'anno scorso abbiamo portato a casa un premio che è stato appunto, sono state premiate le stiliste di Dama Design. Quest'anno invece è toccata all'uomo, quindi quest'anno è stata premiata la sartoria Modolo. Paolo e Francesco sono insomma dei nomi d'eccellenza, ma conosciutissimi non soltanto qui da noi ma a livello internazionale per il pregio appunto della fattura dei loro abiti. E poi l'abbiamo portato anche per l'estetica, è stata premiata Valeria Boncoraglio, che è una delle make-up artist più conosciute a livello internazionale, insomma. Siamo molto molto felici. L'anno prossimo vogliamo ancora più premi. Ancora di più. Quindi andando avanti dovrebbe essere 1, 2, poi il terzo anno dovrebbero essercene 3, insomma la Sardegna così vincitrice ogni anno con un premio in più. Ho visto le foto, sono state pubblicate anche nei giornali, insomma le foto dell'evento del Wedding Awards che si è svolto a Torino. Ed era molto particolare, giusto? Sì, si è svolta all'interno della Reggia di Venaria di Torino, che è la residenza di caccia di Casa Savoia, insomma. La premiazione si è svolta all'interno della cappella, che comunque fa parte di tutto il complesso reale, la cappella di Sant'Uberto, e invece la serata di gala, la cena e la serata danzante si sono svolte all'interno della Reggia di Venaria. Avete visto le immagini, insomma, meraviglia per gli occhi e meraviglia per i sensi, anche perché insomma erano tante le emozioni a coinvolgerci in quella serata. Tra l'altro accompagnati da musica e figuranti, insomma, con abiti d'epoca, veramente un ambiente, si può dire, da sogno principesco, ecco, come si conviene ad ogni evento di questo tipo. Quindi quest'anno l'Italia Wedding Awards, l'anno prossimo ci sarà comunque ancora, immagino, l'Italia Wedding Awards, però ci saranno anche delle novità. Diciamo di sì, come ogni anno, no? L'anno nuovo, cose nuove, vita nuova, programmi nuovi e progetti nuovi. È giusto così. Allora, continueremo ovviamente con Italian Wedding Awards per la regione Sardegna, ma non solo, saremo anche al nazionale, quindi
siamo molto contente. Ok. Ed in più siamo anche referenti per la regione Sardegna di un altro progetto che si chiama WEDEX, che tratta sempre di nozze, però in maniera alternativa. Ancora non possiamo specificare di cosa si tratta, però già dagli inizi dell'anno, quindi il periodo previsto marzo più o meno, appunto faremo come lo posso definire, un evento molto molto particolare, internazionale, questo lo possiamo già dire perché è già stato insomma preparato in questo senso, e niente, ci sarà un evento di gala che appunto sarà la conclusione di tutto questo progetto, e niente, come sempre molto elegante, molto esclusivo. Come sempre siete voi e le vostre, insomma, tutto quello che è intorno a quello che è Oggi Sposi Exclusive Wedding. E se ci fosse qualcuno che è interessato a partecipare per la nuova, insomma, per l'anno prossimo all'Italia Wedding Awards dalla Sardegna, come può fare per contattarvi o candidarsi? Allora, diciamo che le persone che chiedono informazioni in questo senso sono tante, poi ovviamente c'è una piccola selezione da fare perché bisogna avere dei requisiti ben specifici per poter partecipare, però insomma possono contattarci in qualsiasi momento e avranno tutte le informazioni di cui hanno bisogno, anche perché essendo le uniche referenti non avrebbero modo di avere comunque contatti con nessuno se non attraverso di noi, il nostro sito. E le iscrizioni da quando ripartiranno adesso? Già da gennaio, anche perché insomma le richieste sono sempre tante, quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo in più per poter cominciare a fare gli accrediti. Praticamente un anno di lavoro solo per questo. Sì, diciamo che l'evento di gala finale, dove ci sarà appunto la premiazione del miglior fornitore sardo, quindi che verrà premiato qui in Sardegna, sarà fine anno, e poi comunque sia alla fine dell'anno porterà anche il vincitore nazionale, perché il vincitore regionale andrà a sfidare tutti i vincitori del resto delle regioni d'Italia. Quindi insomma una cosa bella, sì, molto importante. Grazie per aver portato la Sardegna insomma a potersi presentare insomma anche a questa importante manifestazione. Per noi la Sardegna è come una mamma e quindi vogliamo assolutamente il meglio per lei, anzi di più. Ovviamente. Che poi tra l'altro insomma per tutta l'intervista hai parlato al plurale, perché in effetti Oggi Sposi Exclusive Wedding non è solo Cinzia Murgia, ma c'è anche un'altra importantissima donna, un'altra importantissima femminas che fa parte di Oggi Sposi Exclusive Wedding, che è appunto Alessia Ghisoni. Benvenuta Alessia, grazie per averci ospitato, e insomma noi siamo curiosi adesso di vedere tutto quello che sarà che saranno le novità per il prossimo anno, quindi facciamo questa promessa che torniamo e ci raccontate, così sveliamo un po' più di curiosità, un po' più di retroscena. Vi aspettiamo. Va bene? Grazie mille a voi, state sempre speciali. Grazie.